Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. La situazione delle strutture ospedaliere, specie nel Friuli centrale, resta critica ed è aggravata dalla stanchezza degli operatori, logorati da un anno di guerra contro il coronavirus. A dirlo è il responsabile di malattie infettive dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, Massimo Crapis. La situazione delle strutture sanitarie in regione a causa del Covid resta critica, specie nell'ex provincia di Udine. La pressione è un po' meno forte nel pordenonese, dove le ospedalizzazioni raggiungono quota 105, ma parte di queste proviene proprio dal Friuli centrale. A dirlo è il responsabile di malattie infettive del Friuli Occidentale, Massimo Crapis, per il quale preoccupa molto la condizione degli operatori sanitari, logorato nel fisico e nella psiche da un anno di guerra contro il coronavirus. Io credo che in realtà la più grande criticità in questo momento sia il logorio, soprattutto anche fisico, ma soprattutto psicologico degli operatori sanitari. Siamo stanchi e si vedono i segni della stanchezza. Il clima è un clima teso, con frequenti screzi, litigi che fanno trasparire la fatica. Per Crapis la strada maestra per uscirne resta la vaccinazione, che ha diminuito drasticamente i contagi tra gli operatori sanitari e gli ospiti delle case di riposo vaccinati, azzerando le forme gravi. Decisivo su questo fronte anche il vaccino AstraZeneca che, pur essendo leggermente meno efficace rispetto agli altri nell'ostacolare i contagi, è equivalente nell'evitare le forme gravi. Per questo, dice l'infettivologo, non ha reso un buon servizio la cattiva comunicazione anche degli organi regolatori nei confronti del siero anglo-svedese. Viviamo con grande frustrazione abbiamo vissuto con grande frustrazione quello che è successo nei confronti della querela, diciamo così, del vaccino AstraZeneca, e purtroppo duole dire che una parte è indotta anche dalla cattiva comunicazione anche degli organi regolatori come per esempio l'AIFA. L'AIFA non ci ha messo in buone condizioni nei confronti della popolazione generale, perché con il blocco totale e la ripresa dei vaccini sicuramente ha gettato un clima di inquietudine, di timori nelle persone anche più convinte. E veniamo al consueto report sul coronavirus. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.649 tamponi molecolari sono stati rilevati 561 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 9,93% contro il 5,92% di ieri. Sono inoltre 3.177 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 281 casi, pari al 8,84%, mentre ieri il dato era fermo al 5,74%. I decessi registrati sono 13, 2 dei quali in Friuli Occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive calano a 78, 2 meno rispetto a 24 ore fa, mentre quelli in altri reparti risultano essere 645, per un aumento di 11 unità. Dati comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, che ha annunciato come la Regione stia lavorando per ampliare i punti dove i cittadini possono recarsi per eseguire la vaccinazione. In questi giorni si sta verificando la possibilità di allestire nuovi centri di inoculazione anche a Sacile e San Vito al Tagliamento. E l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale comunica che lunedì 29 alle 9:30 sarà attivato il nuovo centro per le vaccinazioni allestito nel padiglione d'ingresso della Fiera di Pordenone, nato grazie alla collaborazione con il Comune di Pordenone e Pordenone Fiere. Voltiamo pagina, è confermato lo sciopero del trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia, proclamato per domani 26 marzo da CGIL, CISL e UIL, per protestare contro il mancato aumento dei salari fermi da più di 3 anni e il fatto, dicono i sindacati, che l'impegno dei lavoratori durante la pandemia è stato ignorato. Ha dato esito negativo infatti l'incontro convocato oggi nell'ambito del tavolo tra le associazioni datoriali e i sindacati. Il servizio nel Friuli Occidentale sarà comunque garantito nelle seguenti fasce orarie, dalle 6 alle 9, dalle 12:30 alle 15:30 per le corse urbane e dalle 6 alle 8:30 e dalle 12:30 alle 16 per quelle extraurbane. Andiamo a Pordenone, ammontano a 700.000 euro i fondi messi a disposizione per la ristrutturazione sismica della scuola primaria Narvesa. Per la scuola elementare Narvesa di Pordenone sono in arrivo 700.000 euro che verranno investiti il prossimo anno per la ristrutturazione sismica, fondi che il Comune è riuscito a intercettare dal Ministero tramite la Regione Friuli Venezia Giulia.
A parlarne è il sindaco Ciriani. Direi che la perseveranza e la costanza nel partecipare a tutte le opportunità e i bandi che propongono l'Europa piuttosto che i ministeri hanno portato frutto. In questo caso sono frutti importanti, 700.000 euro riconosciuti al Comune di Pordenone per un altro lavoro di sistemazione sismica, quindi di messa in sicurezza delle nostre scuole che sono un patrimonio fondamentale. Ricordo che siamo già intervenuti alle Gabelle, il 4 novembre interverremo quest'estate per rifare completamente la Lozzer, in questo caso parliamo della scuola narvesa di via Fonda. Sarà l'opportunità per mettere in sicurezza la scuola e fare anche quei lavori che sono indispensabili e che sono stati richiesti tanto dai genitori quanto dal dirigente scolastico. È un ottimo lavoro di squadra che sta portando dei risultati importanti. Se pensate che gli investimenti nell'edilizia scolastica di proprietà comunale, quindi parliamo di asili, scuole elementari e scuole medie, è sostanzialmente decollata in maniera vertiginosa, e cioè ogni anno di media questo comune ha speso rispetto al 2015 4,5 milioni in più di euro. Una volta assegnati i fondi partirà l'iter di progettazione e poi i lavori. Ecco qua un altro obiettivo raggiunto e portato a casa, e dunque pensiamo che nel 2022 avremo questa scuola ristrutturata con grande sicurezza e con grande gioia per i bambini, i genitori e anche il corpo insegnante. Restiamo nel capoluogo. Sabato 27 marzo aprirà il nuovo parcheggio da 32 posti in Viale Dante e il Comune sta ultimando la riqualificazione di Piazza Duca d'Aosta e di Viale Marconi. Vediamo quali saranno i prossimi passi per la sistemazione del ring cittadino. La sua apertura è prevista per sabato 27 marzo e rappresenterà un importante tassello per la viabilità e la sosta pordenonese. Stiamo parlando del nuovo parcheggio di Viale Dante, che servirà al centro cittadino soprattutto in occasione di eventi anche periodici come il mercato del mercoledì. Sorto sull'area occupata un tempo dall'ex caserma dei Vigili del Fuoco, sarà utilizzabile a pagamento. I parcheggi sono 32, più ci sono ovviamente c'è il parcheggio per il posto per i disabili, in più per quanto riguarda la sosta, la tariffa che è stata decisa fino al 31/12 di quest'anno e poi sarà oggetto di riflessione di 1,20 € in analogia a quella che è il costo della sosta di questa zona. Questo è solo uno degli interventi per la riqualificazione del ring cittadino. È infatti stata completata in gran parte la sistemazione di Piazza Duca d'Aosta e di Viale Marconi, dove è stata anche realizzata la nuova pista ciclabile e sono stati installati i nuovi lampioni, aperto ancora per un unico senso di marcia. Nelle prossime settimane si procederà con gli ultimi passi. Ci sono ancora dei piccoli passi che riguardano la segnaletica, stiamo aspettando l'asciugatura ovviamente dell'asfalto, ci vuole qualche giorno. La segnaletica verrà fatta a partire da domenica, quando entrerà in funzione il doppio senso. Lo faremo in maniera graduale. Innanzitutto apriremo la possibilità da chi viene da via Beato Dorico di poter svoltare a destra. Subito dopo Pasqua è previsto l'intervento sui semafori in modo tale da attivare il doppio senso anche da Viale Grigoletti, via Montereale e da via Matteotti in svolta a sinistra. In futuro saranno realizzati ancora alcuni interventi per la sistemazione definitiva di questa parte del ring. Uno connesso al doppio senso di Viale Marconi, una volta che andremo a misurare il traffico, come si comportano gli automobilisti, quella è la trasformazione del semaforo di Largo San Giovanni. Dopodiché c'è anche la trasformazione del semaforo di via Matteotti. Quello di via Beato Dorico è sparito già e quindi ci sono queste coppie di rotatorie via Matteotti, Viale Marconi, Largo San Giorgio, Viale Grigoletti e via Montereale. La volontà sarebbe quella di rendere pedonale o comunque a traffico limitato una delle due brettelline di Piazza Risorgimento, ed è possibile farlo con l'istituzione di una rotatoria in luogo di un semaforo che consenta di liberare questo nodo. E proprio oggi sono stati dati gli ultimi ritocchi al murales che campeggia nel nuovo parcheggio di Viale Dante, un ritratto della città di Pordenone di 64 metri quadri realizzato con i pennarelli e nato dalle visuali di Google Maps. Questa mattina ha dato gli ultimi ritocchi per completare il suo lavoro. Marcus Art, al secolo Marco Cortana, giovane street artist, muralista pordenonese con radici familiari a Buia, ha terminato il murales che campeggia nel nuovo parcheggio di Viale Dante a Pordenone. Un'opera in bianco e nero di 64 metri quadri di superficie che rappresenta la città. Un ritratto quasi completamente realizzato con i pennarelli che si ispira alle immagini di Google Maps. È finita proprio oggi, ieri ho dato il protettivo che dà un effetto un po' lucido e
rende il tutto più omogeneo e adesso ho messo un po' di dettagli finali e ho finito. Ci ho messo circa un mese di lavoro, sono state 2 settimane di progettazione dove guardando la cartina di Google Maps mi rigiravo e prendevo da varie angolazioni le case, le piazze e poi la realizzazione sul muro, anche quella è stata di 2 settimane, con i pennarelli di base, con i tratto marker perché è un po' il mio stile, mi piace molto disegnare fin da quando ero ragazzino con i pennarelli, c'è anche della pittura, cioè le linee più grosse sono tutte fatte col pennello, ma appunto questi dettagli sono stati fatti tutti col marker e quasi diciamo l'80% del lavoro è marker. Una tecnica questa che l'artista aveva già utilizzato in Spagna e che ora ripropone in Friuli. È nata dal fatto che già 2 anni fa avevo fatto un murales in Spagna, a Granada, in un ristorante, un murales da interno, dove avevo usato più o meno lo stesso stile, cioè usando la cartina di Google Maps avevo ricostruito la città di Granada. Nel futuro di Marcus Art ci sono altri lavori in vista. Ci sono già dei nuovi lavori che dovrebbero venire fuori, però appunto per il momento preferisco non parlarne, vediamo sul momento quando vengono fuori. Doppio premio alla creatività degli studenti del liceo Leopardi Majorana di Pordenone. L'istituto è risultato finalista della prima edizione dell'Altrove Film Festival di Roma, grazie al pitch, una sorta di canovaccio per un film intitolato A tu per tu, realizzato da Crystal Franz e Chiara Romor della classe 4BU. Un altro riconoscimento al Leo Major è venuto dalla presentazione a Firenze, nell'ambito dell'evento espositivo Didacta, di Viaggio all'inferno e Uscita 17, un romanzo di formazione scritto per lo più in DAD dagli studenti della quinta DU. Entrambi i progetti hanno affrontato il tema della sostenibilità. E per questa sera è tutto, l'appuntamento è per domani sempre alle 20:45. Vi lascio in compagnia di Economai FVG condotto da Alfonso Di Leva. Grazie di essere stati con noi, buona serata.